Buonasera a tutti, siamo in diretta quest'oggi 17 dicembre direttamente dal campo del dopolavoro Fincantieri. Questa è Fincantieri Villa Abate. Vediamo un pochino oggi come andrà la corsa dei SD Fincantieri, cercare il primo posto, l'aggancio, ricordiamo a -1 dalla capolista in vetta, che in questo momento sono rappresentata dai Panormus, campionato ricordiamo di allievi regionali under 17. Visto che abbiamo un po' di tempo prima dell'inizio ufficiale della gara, ricordiamo un pochino le distinte, per quanto partiamo dai padroni di casa con Prestigiacomo Alfonso, il numero 1, ancora oggi confermato il capitano di questa squadra, tutti classe 2006. Poi abbiamo col numero 2 D'Alessandro, il numero 3 Gioacchino Marino, che anche oggi proverà a prendere per mano la sua squadra, solido baluardo difensivo. Poi abbiamo Scafidi col numero 4, col numero 5 Lo Bianco Vincenzo, numero 6 Gazziano, numero 7 Tantillo, numero 8 oggi Vermiglio, giocherà dal primo minuto insieme al numero 9 Viviano, e in avanti il confermatissimo Catanzaro numero 10. Lui fin qui sicuramente il vero bomber trascinatore di questa squadra, insieme a Mattia Schiavo, che cercherà il numero 11 quest'oggi la conferma. Ricordiamo sempre la panchina di Maggio Mistretta Leonardo, Scurato, che ha fatto molto bene anche le precedenti partite. Quest'oggi partirà sicuramente un'arma in più per il tecnico, direttamente alla panchina, Pirrera, Scrimenti, e non dimentichiamo, ultimo ma non meno importante, Cristian Cilio, che contro la Vis Palermo ha fatto vedere che la scelta di subentrare nei minuti finali era stata azzeccata da parte del mister. Vediamo Di Fresco Giuseppe, il mister, che proverà anche oggi a trascinare la sua squadra. Passiamo un attimo invece al Villa Abate con Arduino in porta, poi Rovetto, Macaluso, Mazzola, Fontana, l'amico Arrigo nel veste di vice capitano, Cannia, D'Ambrogio come capitano, Giuseppe Michele D'Ambrogio, Zora, Salvatore, Acanto Valentino a chiudere la formazione. Per quanto riguarda invece la panchina, velocemente facciamo qualche nome. Abbiamo Faraone, Zora, Francesco Paolo, Loi Giulio, Madonia Rosolino, Pitarresi, Badami, Ferrara, Rampolla, Sardina. Questa è sicuramente una partita molto alla mano per i padroni di casa, ma Villa Abate proverà anche oggi a cercare di fare la partita, cercare di prendere i 3 punti. Vediamo oggi se Catanzaro e Marino riusciranno a trascinare anche oggi i padroni di casa. Qui intanto un mini riscaldamento prima dell'ingresso ufficiale. Maglia gialla oggi. Vediamo Villa Abate, mentre con i classici colori sociali rosso e blu abbiamo la Fincantieri. Vedremo anche tra un pochino lo schieramento tattico di entrambe le squadre. Oggi una giornata che fin qui abbastanza soleggiata, qualche accenno di nuvole, ma il tempo sembra essere dalla nostra parte. Qui intanto anche il saluto tra le panchine tra tutti i componenti, chi gioca e chi no. Le ultime assicurazioni dei mister sono sempre i confermati come Prestigiacomo in porta, capitano, che dovrà sicuramente far sentire la sua voce. E qui non possiamo non citare comunque una classifica che è veramente importante per la Fincantieri. Sicuramente questa partita oggi, sperando in uno scicone della Panormus, potrebbe portare in vetta al primo posto quella che è la società appunto della Fincantieri, che viene da uno score abbastanza, come dire, pirotecnico contro
contro il Favara per 0-9, sicuramente una difesa solida ma anche un attacco che ha saputo offendere quando chiamato in causa. Poi ricordiamo anche la vittoria contro il Galeoto, sempre qui in casa. Poi contro l'Atletico Stella d'Oriente un 3-3 molto stretto, molto giusto soprattutto per quanto visto. Ovviamente attendiamo anche i risultati dagli altri campi. Oggi giocherà anche il Buon Pastore, in questo momento è al quarto posto, proverà in tutti i modi a cercare, almeno due, a cercare di prendere sia Atena che a pari punti con la Fincantieri, cercherà anche di prendere la Panormus al primo posto. Quindi l'ingresso adesso in campo delle squadre. Oggi il campo sembra essere in ottime condizioni, poco fango, terreno abbastanza asciutto, questo può determinare anche una velocità di gioco non indifferente, visto che il pallone tenderà comunque a camminare molto più volentieri rispetto a giornate piovose. E qui adesso i capitani che al sorteggio, pallo campo, direttore di gara in completo verde acqua, e allora mi sa che sceglie il campo proprio Villabate. Vincono forse il primo game allora i ragazzi della Fincantieri, e qui ancora una volta il saluto tra le panchine con i giocatori, sempre tanto fair play tra questi ragazzi che oggi proveranno a ritagliarsi un pezzo di questa partita. Qui la carica adesso della Fincantieri, sempre davanti a tutti il capitano col numero 1, Presti Giacomo Alfonso, e lui sicuramente l'anima di questa squadra. Ma adesso c'è anche la risposta del Villabate, e allora su questi toni ruggenti, testa e cuore, quello che chiede il mister e i compagni allora della Fincantieri. Botta e risposta, comincia anche così questa partita, con un po' di spettacolo anche per quei tifosi, quei genitori che oggi sono qui ad assistere. Sicuramente motivo d'orgoglio il cammino di entrambe le squadre. E allora attendiamo solo il fischio del direttore di gara per cominciare questa partita. Vediamo un pochino come cercherà di iniziare questa partita la Fincantieri, se sarà un pochino più offensiva. Sicuramente i giocatori non mancano di voglia, e comincia allora in questo istante Fincantieri Villabate. Subito il lancio in avanti e preda i giocatori in maglia gialla. Ora qui un attimo di confusione, cerchiamo di essere il più possibile connessi, cercano di inquadrare ogni parte del campo. L'unica pecca potrebbe essere il sole oggi, ma questo fa solo bene ai giocatori. Qui intanto c'è la chiusura, ancora una volta rimessa laterale, guadagna yard, si direbbe nel rugby. Qui la lunga gittata, il pallone termina ancora una volta, rimessa laterale, e quindi andrà proprio da Alessandro. Teniamo il pallone qui, primo minuto, partita che comincia subito con un ritmo abbastanza alto. No, qui andrà lo bianco, proverà ancora lui con la sua lunga rimessa a cercare una palla in avanti, e qui sì, c'è l'impegno ancora una volta i giocatori di Villabate che
provano a uscire, palla al piede, qui palla un po' rischiosa sull'esterno, infatti deve liberare senza guardare troppo lo stile la difesa, e qui salta lo bianco ma colpisce anche il suo avversario. L'arbitro subito calcio di punizione, qui è stato proprio Zora a subire il fallo, qui che sicuramente proverà a trascinare i ragazzi in maglia gialla. Qui pallone veramente velenoso, orizzontale da Alessandro, provare un attimo, pallone giocato dentro, ma ottima guardia la difesa, ancora il Fincantieri che prova adesso sulla fascia sinistra, ottimo il pallone giocato lì per Catanzaro che non riesce. Allora ancora una volta la difesa è costretta a rinviare, palloni alti sono abbastanza facilmente preda, qui un piccolo scontro fortuito con la testa, non volontario, è stato con il numero 9 D'Ambrogio a commettere fallo, il capitano di questa squadra che subito si va a sincerare delle condizioni di Antonio Scafidi, che ha preso un colpo. Diciamo che le palle alte molto spesso sono preda anche della difesa abbastanza solida. Qui c'è un attimo interruzione perché ha preso un colpo in faccia, forse sul naso, qui rimane a terra il giocatore della Fincantieri. Noi vediamo un pochino anche lo schieramento nella difesa a 4 per quanto riguarda Villabata, cerca di essere un pochino più contenitrice di questi attacchi da parte della Fincantieri. E allora sarà calcio di punizione, il pallone sarà sicuramente giocato in mezzo, arriva infatti un cross, fa buona guardia qui il portiere Villabate, ma c'è un fuorigioco, è uscito bene Arduino qui, e allora riparte, prova ancora una volta il Villabate, ma la pressione è alta e lo bianco ancora una volta porta all'errore da parte del suo avversario. Ancora provato, ancora una volta Schiavo, sicuramente lui giocatore forse con più qualità, con più fantasia lì davanti. E occhio adesso perché riceve questo pallone, non riesce a impattare, ci aveva provato Viviano, la palla era veramente difficile, ha provato, solo lisciato il pallone, quindi prova a ripartire con un timido attacco Villabate, ma subito ancora Viviano, prova lui con la suola, la tiene, il pallone per Schiavo, davanti la porta, Schiavo con una conclusione, subito Arduino interviene, forse un tiro un po' debole, ma sicuramente ben piazzato anche il portiere, pallone angolatino. Adesso ancora rischia palla a terra la difesa del Villabate, ma la pressione è altissima della Fincantieri, vedremo se riusciranno a reggere tutti i 90 minuti questo ritmo. Sarà rimessa laterale ancora una volta, ancora il Villabate costruisce, ottimo qui lo scambio, e poi il pallone un pochino sporco, scivola, e allora ancora una volta adesso da Alessandro col pallone tra i piedi, prova il pallone ancora per Catanzaro tra le linee, ottima la palla per Viviano, adesso prova a rilanciare il Villabate, un timido attacco, c'è ancora una volta la chiusura qui addirittura con un sombrero, c'è forse un fallo prima, si continua per il vantaggio, c'è il cambio gioco ancora una volta, cerca davanti a Schiavo che la mette giù molto bene qui, il lancio in avanti, cercare Viviano che fa sportellate, ancora Viviano, la conclusione, c'è stata forse una deviazione, no, secondo il direttore di gara si riprenderà. Allora da rimessa dal fondo pericolosa la Fincantieri in questi primi 5 minuti, subito pressing alto, forse è mancato solo l'ultimo passaggio, e allora riprova ancora una volta il Villabate, qui il pallone si alza, difensore del Villabate all'ultimo
forse ha preso una zolla qui, attenzione perché per la fretta rischiano Villabate. Andrà proprio Macaluso allora, la sua rimessa laterale, cercherà un pallone in avanti, ancora D'Alessandro a chiudere, poi lo scontro in difesa ancora con Marino, e qui D'Alessandro rischia il contrasto, ma c'è il direttore di gara che fischia subito fallo per i ragazzi in maglia gialla. E allora andrà verosimilmente Cannia, proverà lui il cross dentro l'area. D'Alessandro, che sicuramente forse per altezza non è il più indicato per la barriera, ma accanto a lui Scafidi proveranno comunque a ostacolare la visuale proprio a Pietro Cannia. Vedremo se col suo destro riuscirà a pennellare un cross. Fatta appunto il cross dentro, e qui c'è l'ottimo intervento di Presti Giacomo. Fa un miracolo su un pallone che sembrava destinato ad entrare, un guizzo sicuramente, e questo è un messaggio che comunque Villabate non è venuto qui per guardare. Vediamo ora calcio d'angolo conseguente, occhio ai colpitori di testa del Villabate, e qui attenzione perché poi ha provato Arrigo, ma il pallone termina rimessa dal fondo, si era smarcato bene dentro l'area, forse un po' troppo largo, e allora andrà Presti Giacomo che con molta calma qui fa salire anche i suoi d'esperienza. E allora ricomincia il giro palla la Fincantieri, il lancia ancora a cercare Schiavo che prova lui, attenzione qui a un fallo abbastanza duro da parte di Macaluso, che si va a scusare subito, è arrivato un po' in ritardo, chiedono il giallo addirittura. Addirittura Jose Gross, Presi Giacomo dalla sua porta, non lascia solo per nessun motivo i suoi compagni. Allora sarà Vermiglio proprio lui a battere questo calcio di punizione, anche lui col destro proverà, vediamo. Sicuramente un cross dentro, D'Alessandro che tiene la posizione, ma qui attenzione perché adesso riparte palla al piede, ancora il Villabate. Cambio gioco, ma Marino ancora una volta, attenzione perché il pallone diventa buono, non c'è fuorigioco, ancora Viano ha provato lui ancora a lottare sulla fascia, guadagna allora la rimessa laterale, la Fincantieri che si mantiene in proiezione offensiva. Sicuramente è una partita molto maschia, molto accesa, già diverse interruzioni, ma molto corretta. Ovviamente un po' di malizia non guasta mai, ma sempre nei limiti del fair play. E allora continua la Fincantieri a guadagnare metri. Sarà ancora rimessa laterale dalla zona del calcio d'angolo. Tanzaro prova lui, c'è ancora rimessa laterale, andrà a battere proprio Tantillo, il suo pallone dentro a cercare Viviano, l'assist per Catanzaro, ancora Viviano ha provato ad aprire il piattone, la palla non rimane più. Ricordiamo la panchina della Fincantieri con Di Maggio, Mistretta, Leonardo Scurato, Pirrera, Scrimenti, soprattutto per ricordare Cristian Cilio, un determinante a gara in corso. Vedremo se oggi verrà impiegato o se rimarrà con lo stesso schieramento il mister. Qui rischiosa ma efficace la palla giocata dietro basso, attenzione perché ora Fincantieri prova un po' a complicarsi la vita con uno dei pochi errori forse di Marino, avendo memoria delle sue partite. Qui ottimo adesso la conduzione palla, forse una maglia trattenuta, un'esperienza si ferma e guarda il calcio di punizione di Villabate che batte velocemente ancora una volta
prova il raddoppio di pressione qui la Fincantieri. Allora ancora una volta i ragazzi in maglia gialla, qui c'è calcio di punizione, l'arbitro tentenna un poco, ma fallo forse era un po' troppo per non essere sanzionato. Valutato gli estremi per il fallo e subito allora c'è la ribattuta da parte, torniamo subito in diretta, ancora Marino che lancia in avanti il pallone a cercare Viviano, prova a controllare un pallone difficile qui con 1-5 Fontana Giuseppe. Sono palloni molto velenosi, basta uno stop sbagliato per mandare in porta anche l'avversario. Qui Viviano lo sa benissimo e continua a pungere. C'è il mister che chiama i movimenti dentro l'area, sarà proprio Mattia Schiava a ricevere questo pallone e prova a girarsi in mezzo a due. Ancora attenzione perché il pallone diventa buono al centro per Catanzaro, che ha provato subito la girata. Adesso riparte, o almeno provano da Alessandro con tutta l'esperienza. Ancora da Alessandro, perde questo pallone e riparte. Ha provato il numero 10 del Villabate a lanciare, allora il pallone in avanti, ma attenzione al contropiede qui, forse una spinta, si prosegue per il vantaggio. Ancora la Fincantieri che attacca, il pallone giocato largo, viene chiuso poi ancora una volta dalle maglie gialle che difensivamente non concedono tanto. Qui Viviano prova un timido attacco isolato, ma difensivamente sicuramente il Villabate, non tanto in fase di costruzione ma proprio in fase difensiva, sta veramente neutralizzando molti attacchi della Fincantieri. Prova adesso ancora con una super giocata sulla rimessa quasi del fondo campo, Catanzaro il suo cross dentro, poi da Alessandro non vede sbucare questo pallone. C'era proprio Mattia Schiavo che ingabbiato non è riuscito ad andare dentro. Era ancora chiama il fallo, si continua a giocare e riparte ancora una volta il Villabate sulla fascia destra, il suo numero 8 prova ancora la giocata dentro, forse la palla un po' troppo lunga, prova a tenerla in campo ma sarà rimessa dal fondo. Ci aveva provato Cannia, sicuramente uno dei più in palla in questo momento, più cercati, sia lui che Zola Salvatore sono sicuramente playmaker più alti di questa squadra, con D'Ambrogio il capitano, il centravanti pronto eventualmente a essere servito in zona d'attacco. Andrà presidiamo con il rinvio dal fondo e è proprio ancora il capitano a fare sportellata a centrocampo. Cioè ancora una volta il pallone è recuperato dalla difesa, ma solo inizialmente, perché poi il centrocampo fa padrone alla Fincantieri. E allora qui occhio ancora una volta il lavoro di D'Ambrogio, veramente prezioso nel recupero palle. Adesso prova addirittura lui la giocata sul fondo campo, qui c'è rimessa dal fondo, sono strattonati entrambi secondo il direttore di gara. 15esimo, sempre 0-0 e adesso tie break un attimo per andare a controllare da parte dell'arbitro le condizioni di D'Ambrogio, che è caduto forse male ma si rialza, tutto a posto, e quindi sarà verosimilmente Prestigiacomo. Graziano sicuramente su quella fascia, la fascia sinistra, sta veramente dettando i tempi e le giocate. Quindi qui mi sentite dire che è lui padrone della fascia. E allora riparte, palla a terra, ottima l'uscita qui, il lancio ancora una volta a cercare Viviano, forse è deviato, la palla non riesce ad arrivare e ancora una volta il centrocampo della Fincantieri. Attenzione adesso il pallone giocato largo, Marino saggiamente fa sempre la cosa giusta, torna da Prestigiacomo, non ha fretta, sa che comunque il tempo è anche dalla sua parte. E qui il lancio, ci crede Alessandro, vediamo se prova, ci crede Alessandro, arriva su questo pallone, forse una deviazione ma si riparte con rimessa laterale per il Villabate.
ancora da Alessandro, prova a fare lui lo stesso lavoro che dall'altro lato Graziano sta creando. Bello scontro Zora contro D'Alessandro, e allora il pallone è giocato largo e ancora si impenna, prova Catanzaro ma perde il contatto visivo col pallone, e allora attenzione adesso alla Villa Abate, che ancora Catanzaro recupera questo pallone. Catanzaro voleva andare in porta, Viviano non si è preoccupato, forse si era preoccupato, scusate, forse del fuorigioco, qui poi ci ha provato da lontano Tantillo, un tiro un po' velleitario, ma sicuramente era giusto provarci. Qui rilancio adesso in avanti ancora a saltare adesso lo bianco, che poi va a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. Aveva chiamato il fallo. Ancora una volta Zora sarà rimessa laterale, andrà proprio Macaluso, cercava un nuovo vicino, ma D'Alessandro qui riesce ovviamente a chiudere, e allora ancora Catanzaro pronto, timido pressing, la recupera, il pallone ancora per Mattia, prova l'1-2, Mattia Schiavo, che fin qui si è visto poco, ha combinato forse qualcosa nella prima parte proprio iniziale, ora ha lasciato un po' il posto a Viviano, che sicuramente sta facendo anche lui il lavoro sporco come molto spesso accade. E ora prova invece a imbastire un'azione offensiva. Occhio questa rimessa laterale giocata al centro della parte, una conclusione qui da parte del Villa Abate, una timida conclusione che Presti Giacomo battezza fuori, scivola in maniera molto plastica ma controlla il pallone uscisse fuori. E allora ancora una volta Giacchino Marino, sempre lui a iniziare la palla a lanciare questo pallone. Ottima qui ancora la giocata di Schiavo, che prova a giocare Alessandro, ancora D'Alessandro, prova a rientrare sul mancino D'Alessandro, il suo cross poi con l'esterno a cercare di Viviano che non arriva, e qui si salva il Villa Abate su una conclusione sicura da parte di Tantillo. E allora Catanzaro, ancora lui, il pallone al centro subito giocato lì, va Vermiglio con la sua conclusione, raso terra, e allora riparte ancora una volta la Fincantieri, ancora con Catanzaro, è sul fronte sinistro, prova il pallone giocato per Tantillo, ancora una volta Scafidi, la giocata in mezzo per Schiavo, ancora Schiavo, non è riuscito a salvare l'ultima tira perché D'Alessandro qui un contrasto e poi prova la rovesciata. Viviano ha provato la super giocata, ma occhio perché rimane a terra qui D'Alessandro, ha preso un colpo, sicuramente ragazzo molto onesto, si è visto in queste partite. Il colpo lo ha preso, rimane giù ma viene rialzato subito dai compagni. Non è di certo uno di quei giocatori che tende alla simulazione, spende tanto cuore per questo ragazzo ogni partita. E qui allora si riprende con il pallone riconsegnato allora alla Fincantieri, direttamente per le mani di Presti Giacomo. Vediamo come cercherà questo rinvio un po' corto qui, prova adesso colpire di testa, la seconda palla però è sempre in favore della Fincantieri. Qui D'Alessandro anticipato per un niente, Catanzaro prova a chiudere, Marino ancora una volta fa sportellate, oggi sicuramente non è un cliente facile come non lo è mai in ogni giornata. Oggi proverà ancora una volta a fare la voce grossa, e qui ennesimo rinvio, non è poi un po' troppo lungo, rimessa dal fondo. Sicuramente è un bello scontro quello tra Giacchino Marino, che oggi è lui in veste di vice capitano, contro D'Ambrogio, il capitano, il numero 9 dei ragazzi del Villa Abate, oggi in divisa gialla, un po' come il Villarreal sotto panini gialli, che dir si voglia a Norwich se voglio andare oltre manica con i canarini gialli, ma adesso prova
Ancora Villabate, palla al piede veramente ottima, qui la costruzione dal basso, sempre un po' rischiosa ma sicuri nella giocata. Piede caldo, non tremante, quello dei difensori del Villabate. E ora attenzione perché qui ha provato il contropiede ma ancora Marino con tutta l'esperienza a prendersi questo fallo su Mazzola. Subito Marino la sua giocata, ancora una volta a cercare il centro. Attenzione Mattia Schiavo, prova largo per D'Alessandro, ora è un po' troppo lungo qui, il mister richiama un pochino, chiede un po' più di lucidità da uno dei giocatori che sicuramente può fare la differenza col suo estro, quello di Mattia Schiavo. Ci ha abituato a ben altro, qui un passaggio del genere sbagliato da lui fa veramente notizia. Adesso ancora una volta una pressione infernale quella dei ragazzi del Villabate. Adesso ragazzi, scusate, della Fincantieri, qui ragazzi del Villabate un pochino adesso tra di loro qualche scaramuccia, ma viene subito sedata dai compagni di squadra. Sarà rimessa al laterale, occhio il pallone giocato lì al centro, un po' perso, mezzo a due questo pallone, la prova ancora una volta il capitano a portare sulla sua squadra, ma il pallone poi diventa troppo lungo, facile guardia, ancora una volta di Graziano che accompagna. Rimessa laterale, veramente tante certezze, quelle difensive da parte della Fincantieri. Ricordiamo lo scorso match vinto per 0-9 contro il Favara. Sicuramente una difesa veramente per non prendere gol, veramente attenta, e anche oggi sta dimostrando che comunque può competere anche con le migliori difese del campionato. Sono solo 15 i gol subiti, la prima miglior difesa del campionato, se rammento bene, è quella dell'Atena con 7 gol subiti. Il campionato è ancora lungo, sicuramente questi ragazzi ambiscono a tanto. Attenzione adesso questo pallone dentro per Viviano, ambiscono a tante soddisfazioni, ripetevamo ancora una volta. Attenzione per cui il Villabate prova a complicarsi un po' la vita, cercano di saltare il primo pressing con un lancio, diventa ottimo il pallone, ancora sporcato un pochino, forse è un po' stanco qui il capitano del Villabate. Ha giocato dentro, ancora una volta Scafidi. Perché sul pallone rimbalza un pochino al centrocampo, c'è il lancio a cercare D'Alessandro, vediamo se arriva. E qui c'è il tocco, il maglia gialla. Andrà verosimilmente D'Alessandro che lascia la battuta. Ancora una volta proverà adesso lo bianco con la sua lunga gittata a cercare un cross verosimilmente. Qui Schiavo non riesce a mettere giù, è ottimo il movimento, forse un po' troppo anticipato. Prova a ripartire adesso il Villabate, forse qui un fallo ma si prosegue per il vantaggio, ancora c'è cercato la giocata qui da parte del numero 10, c'è il recupero ancora. Scafidi che è veramente a tutto campo, Catanzaro per D'Alessandro, prende posizione al centro Catanzaro, c'è anche Viviano, servito, ancora Viviano col ginocchio, prova il controllo, ma c'è un tocco con la mano e qui veramente questione di attimi, forse ha capito che non sarebbe arrivato in tempo, ha provato istintivamente, non volontariamente, a controllare questo pallone con anche il braccio. Sicuramente la coordinazione chiama il movimento anche del gomito. Allora pressing alto da parte della Fincantieri, che adesso riesce a recuperare l'ennesimo pallone ancora una volta. Poi il pallone è giocato male qui, forse è il primo errore di Lo Bianco, perché qui sta disputando veramente una partita impeccabile, un po' sottotono da Alessandro che
speso tanto all'inizio della gara, siamo quasi al 25esimo, ricordiamo la giocata di 0-0 e adesso provano ancora a portare questo pallone dentro, essendo un cross ottimo, il pallone ancora per Viviano che fa sportellate lì con il numero 5 della difesa del Villabate. E qui adesso ancora una volta tutti i palloni in difesa, sicuramente capitano nei piedi, nella testa di Cazziano. E cioè adesso Mattia Schiavo che prova l'apertura ottima per D'Alessandro, ancora D'Alessandro vuole prendere il largo, poi rientra ancora D'Alessandro, prova a rientrare, c'è la chiusura e si accontenta D'Alessandro della rimessa laterale. Pallone giocato dentro, ancora con la testa non rinvia, allora prova la conclusione Tantillo, pallone regalato dalla difesa, veramente troppo ghiotto per non provarci. Qui il portiere è rimasto Arduino veramente gelato dalla conclusione che si spegne leggermente sul fondo. E adesso provano ancora una volta a giocare palla a terra, risultato sempre di 0-0, ma molte occasioni, soprattutto per la Fincantieri. Ricordiamo per il Villabate un colpo di testa molto pericoloso, neutralizzato ancora una volta da Presti Giacomo. Adesso provano ancora a fare un po' di melina di passaggi. Qui ancora una volta Cazziano che addirittura prende il fallo, ma l'arbitro lascia giocare. C'è il mister che continua a incitare i suoi ragazzi che di giocare, non guardare i falli. Qui occhio perché c'è un buco di Marino, il pallone è giocato dentro, diventa un tiro, un'azione abbastanza, come dire, sprecata. Sicuramente poteva fare molto meglio a Rigo, poteva servire il compagno dentro l'area, molto più facile forse concludere per lui. Bravo Presti Giacomo allora per Marino che ancora una volta amministra molto bene il pallone difensivo. Cazziano allora, la difesa a 3 è abbastanza atipica perché comunque difendono tutte. Adesso a Viviano che prova la giocata, ma c'è la chiusura ancora una volta dalla difesa del Villabate, che sicuramente, ripetiamo per l'ennesima volta, stanno facendo una grande partita questi ragazzi difensivamente. Abbiamo una difesa tipica, guarda, Fincantieri, un po' difendiamo tutti e ripartiamo tutti, anche se molte volte proprio Mattia Schiavo e Viviano sono gli elementi che rimangono a qui. Adesso ancora al Villabate che si prosegue per il vantaggio, prova lo Bianco 2 volte di forza e il lancio un po' troppo lungo qui. Adesso un pochino di proteste, un calcio di rigore sospetto, ma l'arbitro era lì davanti, aveva la visuale buona. Qui D'Alessandro è riuscito a intercettare l'ennesimo pallone della sua partita. Ancora Viviano che non riesce a capire. Qui ci sarà una sostituzione. Esce proprio Catanzaro, esce lui con il numero, sicuramente un problema fisico, qualcosa entra nel frattempo con il numero 15, Carmelo Scurato. Una sostituzione un pochino inaspettata in questo minuto della partita, al 30esimo. Entriamo ufficialmente nell'ultimo quarto d'ora di gara. Si ripartirà con il pallone, allora giocato ancora una volta dal portiere Arduino, era subito Scurato, prende posizione come centravanti, sarà Viviano a fare un po' quel lavoro di raccordo che faceva Catanzaro. E qui ottima l'apertura, forse un po' troppo lunga. Allora, ancora nei piedi i ragazzi della Fincantieri, e qui ottima la giocata ancora, c'è proprio Scurato che
viene anticipato, il pallone finisce sugli spalti, subito rimettono in gioco i tifosi. Ricordiamo partita decisiva, sì, ma non troppo, perché comunque il campionato è ancora lungo. Sicuramente per rimanere dietro o quantomeno agganciare la Panormus, sperando in un suo passo falso. I 2 risultati su 3, anche se si gioca sempre per vincere. Ricordiamo, questi ragazzi hanno dimostrato fin qui di avere veramente tanta forza e determinazione per arrivare fino a questo punto nel loro cammino. Adesso ancora il Villabate che prova a creare qui, a sfruttare un attimo le incertezze del centrocampo nero-blu, del rosso-blu. Qui ancora una volta l'ottima chiusura. Adesso c'è un richiamo per il direttore di gara, per l'allenatore, che viene ammonito. Viene ammonito forse per proteste. Sto cercando di chiarire un pochino la situazione. Sicuramente partita importante anche per il Villabate, che ricordiamo non sono venuti qui per farsi la classica gita del sabato. Proveranno in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alla Fincantieri, al sogno della Fincantieri per il primato in classifica. E allora il pallone sarà ancora una volta giocato proprio da Tantillo. Pallone a cercare proprio Scurato, che è più fresco di tutti, prova a combattere sulla fascia Scurato, il pallone dentro, velenosissimo, un pallone veramente intelligente, tenuto basso qui. Ottima l'uscita del portiere, il rinvio della difesa, ma questi palloni sicuramente sono sempre una chiave di lettura abbastanza difficile per i portieri. Pallone a metà anche per un difensore qui, attenzione, perché adesso Viviano prova nel frattempo colpo di testa, e allora ancora la Fincantieri prova la giocata. Qui Mattia Schiavo, un po' sfortunato oggi, un po' nervoso, ora se la prende anche con se stesso. Colpo di testa abbastanza morbido. Qui il pallone è alzato a campanile da Alessandro ancora una volta. E allora ancora il giro palla, ma Alessandro adesso comincia a prendere anche lui. Qui tanto l'ultimo tocco è il suo, si entra con un movimento dei compagni. Diciamo, sta cominciando a salire in cattedra da Alessandro, sta cominciando adesso ad accendere i motori. Allora a cercare ancora Zoom, la sponda ancora per Viviano qui con la spalla. E allora prova a ripartire il Villabate col suo capitano, qui cerca anche un fallo, ma pallone conteso, siamo proprio sulla rimessa laterale. Ora Scurato, il pallone c'è dentro Schiavo, non servito qui, volevano il fallo. Il pallone termina in rimessa laterale. Andrà sempre Tantillo, allora è lui, l'ha detto, su quella fascia, rimessa laterale, ancora Tantillo, prova la giocata, il pallone dentro ancora per Schiavo, che prova a chiudere il triangolo. La palla era molto intelligente, ma per un attimo anticipata. Adesso riparte, allora il Villabate ancora una volta, con il gioco largo sulla sinistra, il cross dentro, c'è la chiusura ancora una volta di Graziano. Sicuramente cercato, non è stato aiutato dai compagni, ha cercato di rinviare per come poteva, ma era abbastanza solo da poter anche mettere giù. Qui vediamo adesso incaricato alla battuta del Villabate, andrà proprio un rovetto, il pallone giocato dentro e sempre allora Vermiglia a chiudere, il pallone poi calciato, termina abbondantemente sopra la traversa, più un rinvio che un tiro in porta. E
Vedete, si ripartirà ancora una volta. L'ha rimessa dal portiere, ci aveva provato accanto il numero 11. Qui ora salta bene il primo pressing Marino, che poi ricomincia dietro. Ancora il pallone giocato lì per Scurato, che prova a combattere a centrocampo. Ancora Scurato, che qui si fa un po' saltare. La Marino mette una pezza qui, 2 volte Marino ancora. Prova a giganteggiare fisicamente. Occhio il pallone dentro, Scurato ancora per Viviano, che ha provato il pallone per Schiavo, che però era scappato in avanti. E allora occhio al rilancio ancora, a cercare proprio Schiavo. Un po' fuori dal gioco in questa fase qui. Pallone è giocato poi in avanti, perché diventa buono lo stop per Arrigo, che prova a combattere contro Marina. Ancora pallone è giocato dentro e poi l'ottima chiusura ancora una volta di Vincenzo Bianco, che restituisce il pallone a Presti Giacomo, che adesso fa scorrere un po' di minuti, fa organizzare anche in campo i propri compagni. Sicuramente Tantillo, uno dei più attivi in questo momento, sta provando lui a trascinare tutti i palloni verso la metà campo offensiva. Adesso da Alessandro il pallone ancora giocato di prima da Schiavo per Viviano, che prova una conclusione volante. Qui ancora attenzione, perché adesso c'è una gomitata qui e prende un fallo preziosissimo qui Viviano. Ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo. Primo tempo che sicuramente ha visto una pressione altissima della Fincantieri. Vedremo se questo secondo tempo riusciranno a reggere. E allora vedo che sarà Vermiglio chiamato in causa. Sarà Salvatore Vermiglio, e qui ora chiedono la distanza anche i ragazzi della panchina. Vediamo, prova una conclusione che Neri si abbassa quando il pallone già è fuori. E allora 5 minuti più eventuale recupero a questo fine primo tempo. Qui ora prova ancora una ripartenza grazie a Villabate. Qui non ci pensa 2 volte di testa la difesa, ancora una volta Graziano, perché il pallone gioca qui dentro. Ancora Marino fronteggia capitano D'Ambrogio, si assicura che il pallone esca. Presti Giacomo, che adesso va a inseguire per rimettere in gioco. Viene richiamato dal direttore di gara Presti Giacomo, un po' più di velocità, prende tutto il tempo del mondo, fa schierare ancora una volta i suoi ragazzi. E allora andrà direttamente al rinvio a cercare uno tra D'Alessandro e Vermiglio. Qui ancora una volta il pallone diventa ottima preda. Queste palle alte stanno cominciando a diventare un pochino una conquista da parte del Villabate, che nella prima parte iniziale del primo tempo si sono fatti un pochino schiacciare. Qui prova la super giocata ancora in mezzo a 2. Graziano fa quello che deve fare, il gladiatore non si arrende mai, quindi ha detto un calcio di punizione. Va a cercare Viviano, occhio qui della seconda palla, Scurato subito. Ora si è accesa in questi ultimi 5 minuti la partita.
La rimessa laterale andrà allora Tantillo. Ancora lui il pallone giocato facilmente per Scafidi. Ancora una volta Vermiglio. Il pallone a cercare proprio da Alessandro, che qui di testa ha provato a cercare proprio Schiavo, ma con poca efficienza. E allora ancora una volta il rinvio, ancora cercare il capitano parte del Villabate. Qui il pallone giocato 1-2 velocissimi. Qui attenzione ai ragazzi del Villabate. Marino chiude lui, provvidenziale qui. Ora deve cominciare un pochino a risvegliarsi la Fincantieri dopo un inizio di partita veramente a 1000, un po' in decrescita. I ragazzi adesso comincia a prendere campo anche il Villabate. Sarà ancora al rovetto a battere questa rimessa laterale. Pallone giocato dentro, attenzione perché poi diventa ancora buona la seconda palla. Qui scivola sul pallone, forse una deviazione. Prestigiacomo prende un ottimo tiro di Arrigo che si era smarcato bene. Intanto rimane a terra ancora il giocatore numero 11 Valentina Canto, che qui voleva il calcio di rigore per il calcio preso, ma l'arbitro ancora una volta, sempre più del gioco, dice che si può continuare. Era lì davanti, facile disponibilità, facile visuale. Qui intanto anche un minuto di time out per lo bianco, che adesso raffredda un po' i motori. Il pallone verrà riconsegnato. Vediamo cosa deciderà di fare. E allora sarà proprio Prestigiacomo che la prende con le mani e cerca il passaggio in avanti. Proverà a chiudere questo primo tempo offensivamente. C'è il pallone per Viviano, occhio perché la palla rimane lì. 1-2 ancora Schiavo. Non si capisce qui con Viviano, in due sulla stessa palla hanno provato a concludere, ma in questo caso forse sarebbe stata meglio una conclusione più di potenza che di precisione. E allora ancora il giro palla difensivo molto rischioso ma efficace. Qui ancora da Alessandro, poi un cliente scomodo per chiunque da Alessandro. Allora, poi messo giù, anzi lanciato in avanti ancora. Prova il Villabate sulla fascia. Attenzione perché poi c'è un'ottima chiusura ancora una volta di Gaziano, che calcia il pallone in faccia proprio al capitano del Villabate, D'Ambrogio, che qui adesso si chiede l'intervento forse dello staff con l'acqua. E subito il mister della Fincantieri che fa uno scatto 100metrista per andare a soccorrere il suo avversario. Molto fair play tra le due squadre. Poi ovviamente in campo qualche scaramuccia può sempre succedere. Intanto siamo al 45esimo minuto. In questo momento allora vedremo l'arbitro quanto assegnerà di recupero, se assegnerà il recupero. Sempre 0-0 qui dal dopolavoro della Fincantieri. Saranno là 3 minuti di recupero. Qui D'Alessandro ancora prova ad allargarsi. C'è la chiusura ancora una volta di Magaluso, che poi chiede una rimessa ma viene chiusa, cioè perché il pallone è dentro. Cerca Scurato, Viviano prova la sportellata, non riesce. Attenzione adesso al contropiede ancora bloccato. Qui non si capiscono. Scafidi con Tantillo e poi ancora Scafidi che recupera questo pallone. Giocato dentro, sarà calcio d'angolo, no! Sarà rimessa dal fondo. E allora ancora una volta Mattia Schiavo, Viviano e Scurato a fare
la prima pressione, si andrà a rilancio lungo. Vediamo che l'arbitro ha dato 3 minuti di recupero, ma il giocatore lì scurato non riesce a intervenire e poi addirittura col tacco qui Tantillo provato. Ancora una volta la rimessa laterale affidata sempre nelle mani di Rovetto, che ancora una volta prova, però poi girato al centro. Occhio perché diventa buono per il Villabate, che prova ancora a creare. Occhio lì, D'Alessandro prende veramente un rischio con questa scivolata qui. Poi Marino, qui c'è un calcio di punizione, fallo in attacco. C'è la protesta dei ragazzi e qui addirittura l'ammonizione per i ragazzi del Villabate. Sta Rigo qui a protestare in maniera molto vivace. Non era Marina a recuperare quel pallone, a prendere quel pallone, era Lo Bianco. E il polverone generale è uscito lui vittorioso con questo calcio di punizione in avanti. Era un lancio sicuramente, c'è il petto di Scurato. L'arbitro allora fa segno che si può proseguire, andrà allora al rilancio lungo, cercare poi Viviano, ma poi è intercettata ancora una volta i ragazzi del Villabate che provano, manca veramente poco la via di questo primo tempo. Vedremo se riusciranno a capovolgere la situazione grazie ai Fincantieri. Occhio, il pallone giocato dentro, Presti Giacomo sempre attento, poco chiamato in causa se non per 3-4 azioni, ma sicuramente si fa sempre trovare pronto il capitano, la Fincantieri. Allora 0-0 quando siamo all'intervallo, sicuramente è un risultato molto equilibrato che apre a possibili scenari. Nonostante la Fincantieri abbia il fattore campo dal suo lato, sicuramente il Villabate affrontò la partita veramente a testa alta. Questi ragazzi che, anche se inizialmente sono stati un pochino schiacciare dalla pressione asfissiante da parte della Fincantieri, nella seconda parte hanno provato e sono riusciti sicuramente a trovare qualche conclusione più in porta, anche per far morale. E allora su questo primo tempo, questo fine del primo tempo, noi vi lasciamo e ci sentiamo direttamente per il secondo tempo di Fincantieri Villabate.
ci siamo alla parte finale di questo intervallo. Rientra in questo istante gli elementi maglia gialla del Villabate, mentre continua ancora il riscaldamento, Mistretta e Cidio. Ovviamente i prossimi a entrare, vedremo cosa proverà il mister di fresco. Tanto ricordiamo le ammonizioni proprio per mister Marino nelle file del Villabate e per Arrigo con la maglia numero 7. Vediamo anche la formazione iniziale, non ci sono stati cambiamenti nel Villabate, sempre con Arduino Rosario in porta, Roveto, Macaluso, Mazzola, Fontana D'Amico, Arrigo, Cannia, che fin qui forse sicuramente è stato il più pericoloso dei suoi, insieme a un ottimo lavoro quello del capitano D'Ambrogio. In avanti Zora e accanto hanno provato anche loro con qualche sporadico movimento cercare di bucare quella che è la difesa, una delle difese più solide del campionato, quella della Fincantieri, ma il risultato rimane ancora una volta di 0-0. Vedremo intanto come si disporranno in questo secondo tempo proprio i giocatori del Villabate, che sicuramente proveranno a fare una partita un po' più forse offensiva, cercando di anche capire un pochino quali sono le energie residue dei ragazzi della Fincantieri, che hanno speso veramente tanto. Al momento il mister nello spogliatoio sicuramente starà dettando gli ultimi accorgimenti, queste cronache del spogliatoio, anche un pochino di magari disattenzioni qui hanno portato al risultato ancora di 0-0, perché sicuramente la Fincantieri non è una squadra che rimane molto spesso a secco di gol. Qui l'arbitro intanto entra in campo e richiama anche i dirigenti della Fincantieri, chiedendo loro di velocizzare, li esorta a rientrare. Ricordiamo invece che nella Fincantieri l'unico cambio è quello abbastanza sfortunato, così si può dire, per la Fincantieri, fortunato forse per il Villabate. È uscito col numero 10 Giovanni Catanzaro, sicuramente una delle stelle, se non la stella di questa squadra, un trascinatore sia dentro che fuori. Al suo posto è entrato con il numero 15 Carmelo Scurato, proverà lui a guidare insieme a Viviano e Mattia Schiavo, che sicuramente rispetto ad altre partite oggi sta rendendo un po' meno, forse una condizione fisica non ottimale, non è entrato molto in partita. Vedremo se il mister l'avrà caricato. Comunque diciamo che saranno loro tre a guidare il fronte offensivo. Marco Viviano sicuramente un giocatore che spende tanto anche in fase di recupero palla lì davanti, ma delizioso con le sue giocate. Ha provato anche una rovesciata che non è andata, e allora il pallone verrà rimesso in gioco dal Villabate. Se ne incarica proprio il capitano Giuseppe Michele D'Ambrogio, che fin qui ha giocato una partita veramente ottima, mi viene da dire forse il migliore in campo della sua squadra. E allora si riparte per il Villabate anche con gli 11 iniziali. Si attende solamente il fischio di punizione. Ci sono Curato e Viviano che parlano tra di loro, sono le pettorine, le casacche, tutti i giocatori in panchina. L'arbitro sta facendo gli ultimi controlli e su quest'ultimo mi sa il controllo si comincia. Ecco, questo non era proprio il fischio del direttore di gara, era un anticipo forse per i fuochi di Capodanno, ma vediamo adesso il fischio che interessa a noi, quello del direttore di gara, e quindi si comincia con questo secondo tempo. Allora vedremo adesso le energie mentali subito qui. Il pallone è un pochino complicato, Scurato prova un pressing e allora il pallone è subito giocato a Villabate. Sono entrati molto bene in partita da adesso quelli della Fincantieri in questi primi secondi, in questi primi 20 secondi, subito tutti sull'attenti, subito
un pressing verso la difesa del Villabate che fin qui anch'essa impeccabile, sicuramente rischiato tanto ma con qualità, con sicurezza, piedi veramente saldi, quelli dei difensori che molto spesso pur di non buttare il pallone in avanti decidono di rischiare la giocata anche concedendo qualcosa come messe laterali, e qui adesso prova subito il colpo di testa Schiavo ma viene bloccato e sarà calcio di punizione. A discutere col direttore di gara proprio il capitano, chi se non lui, farsi portavoce, far sentire la propria voce verso l'arbitro. Vediamo ora chi batterà questo calcio di punizione. C'è D'Alessandro che si allontana, rimangono sulla battuta Scafidi e Tantilli. Vedremo ora, cercheranno sicuramente un cross dentro, occhio sempre ai colpi di testa anche di Scurato, ora fattore aggiunto, parte il cross proprio a cercare uno tra Scurato e Marco Viviano, sfortunatamente per loro termina il rimessa dal fondo. Proprio Arduino allora con un rinvio abbastanza incerto qui, occhio il pallone giocato dentro ancora, recupera qui la difesa Villabate e qui Scurato proprio sulla linea di fondo campo, ottimo il pallone giocato dentro. C'è ancora una volta il recupero da parte dei ragazzi in maglia rosso-blu, qui provano ancora con la conclusione, ci ha provato Vermiglio, non si è lasciato pregare, è stato subito lui a concludere. Ora si ripartirà con Artuino che si appoggerà come molto spesso ha fatto a Fontana. Infatti il pallone è un po' telefonato per lui, ha capito ormai la difesa, cioè l'attacco, scusate, la Fincantieri. Qui i movimenti difensivi vanno sempre a cercare lui sulla prima palla e qui intanto ancora una volta recupero palla. Ora molto ben messi in campo i giocatori anche del Villabate, con una linea a 4 difensiva, poi una sorta di rombo a centrocampo. Qui il pallone è un po' forzato da parte di Scafidi che ha cercato la giocata verticale, forse un po' troppo anche per Scurato che non aveva seguito il movimento. E allora c'è subito la rimessa, giocata ancora una volta nei piedi di Mazzola che prova il lancio ancora una volta, c'è una difesa da D'Alessandro, poi di testa poteva anche mettere il pallone giù prima, ha un'ottima qui giocata, non è per Schiavo, ancora Viviano, il pallone dentro per Schiavo che poi scivola sulla conclusione, si fa anche male forse al ginocchio cadendo, è stato D'Amico completamente fermo sulla velocità bruciante del numero 11 alla Fincantieri. Sicuramente è entrato in questo secondo tempo con la voglia di riscattarsi dopo un primo tempo a luci molto spente. Ora si andrà direttamente al rinvio dal fondo, ancora una volta il pallone è giocato sempre sulla fascia, qui il capitano ancora del Villabate prova a cercare questo pallone in avanti, c'è una deviazione e poi D'Alessandro fa buona guardia e rilancia, allora poi non è difficile, c'è lo bianco che va a contenderlo ma non è difficilmente controllabile, lì è preferito spazzare. Occhio adesso al Villabate che ancora una volta si inserisce la conclusione e c'è l'ottima chiusura di Gaziano, rimane a terra il giocatore attaccante, si rialza subito, ma qui sicuramente un gol fatto, quello di Gaziano che salva la sua squadra su un Prestigiacomo che sicuramente sarebbe stato del tutto non pronto a prenderla questa palla
controtempo. Qui intanto c'è un calcio di punizione per una gamba troppo alta ai danni di Schiavo. Va a protestare, una timida protesta, ma sa che la parola dell'arbitro è legge, quindi è proprio Marino che fa una sorta di cunetta, come se fossimo in spiaggia, deve calciare il pallone sul terreno sabbioso. Questo è quello che solitamente si fa. Attenzione, il pallone è cercato dentro, proprio Schiavo che ha fatto un ottimo movimento, ma c'è fuori gioco, partito leggermente in avanti. Qui l'arbitro se ne accorge e fischia senza pensarci due volte il fuorigioco. E allora ha chiamato subito alla pressione Fincantieri. E allora ancora una volta si riparte per vie centrali, ma è tutto intasato, la riparte ancora una volta Villabate, c'è l'ottima però chiusura ancora una volta Vilo Bianco, che sicuramente difensivamente oggi sta spiccando veramente tanto. Risalta la palla ancora per Schiavo che prova dentro l'oscurato, non riesce a girare in avanti questo pallone. È ottimo qui adesso la ripartenza ancora per i giocatori in maglia gialla. Qui un fallo abbastanza dubbio, ma sicuramente il contrasto c'è stato, poteva forse risparmiare anche questo cartellino giallo, ma il calcio di punizione è comunque inevitabile. E allora si incaricherà della battuta verosimilmente col numero 8, ancora Pietro Cannia, uno dei migliori nel primo tempo della sua squadra. Lui insieme al capitano D'Ambrogio sicuramente hanno fatto la differenza, hanno tenuto insieme anche quella che è la fase offensiva della squadra. Qui Rovetto che prova anche lui a portare via l'uomo sulla fascia. E allora vedremo proprio per Rovetto che prova la giocata in velocità, attenzione che riesce a superare il suo diretto marcatore, ma sarà rimessa laterale. Va a battere proprio Cazziano, pallone regalato. Allora i giocatori in maglia gialla prova però a ripartire adesso in contropiede su questo recupero palla. Ancora Viviano prova la giocata, chiamano un fallo di mani, ma si continua secondo l'arbitro, involontario qui. E poi lo Bianco senza pensarci due volte spazia ancora una volta a cercare Viviano, che adesso fa un po' destra e sinistra. Non c'è un vero riferimento offensivo, però sicuramente sia lui che Schiavo stanno creando non qualche problema ai difensori. E qui c'è un calcio di punizione in favore adesso della Fincantieri, che fa un po' infervorire i ragazzi del Villabate. Devono mantenere anche quella calma, quella concentrazione e lucida che hanno avuto nel primo tempo, che ha permesso di portare a casa questo 0-0 fin qui. Siamo intanto al 53esimo minuto. Vediamo questo calcio di punizione, questo cross dentro. Carica della battuta proprio Scafidi, il suo cross dentro, cerca di sculato, la sponda e poi c'è il gol! C'è il gol della Fincantieri, era questione di minuti, doveva succedere, Vermiglio la mette dentro, lui che è partito nel primo minuto, ed è festa grande allora in panchina qui della Fincantieri. Gol anche liberatorio, visto che il tempo cominciava a passare, saliva anche la pressione di fare il risultato, non solo per la Panormus, che sicuramente là davanti riceve adesso un messaggio poco gradito da questi ragazzi, ma anche le squadre inseguitrici, che adesso con questo messaggio capiscono che comunque la Fincantieri non molla mai. Soprattutto la pressione forse aiuta anche in certi casi. Qui ora il Villabate però prova subito a ripartire, occhio il pallone dentro, ancora giocato il pallonetto, Prestigiacomo fa un super intervento qui sul capitano del Villabate, D'Ambrogio. Forse qui si può parlare anche di gol mangiato, ma sicuramente Prestigiacomo ha fatto il suo mestiere, quello del portiere, l'ha fatto molto bene. Vediamo
Il vantaggio di 1-0. Il gol è stato segnato da numero 8, Salvatore Vermiglio. Porta in questo momento prima in classifica la sua squadra. Il giocatore è risultato, si ripartirà la rimessa dal fondo. Allora andrà proprio lo bianco al rinvio. Allora ancora da Alessandro sulla seconda palla. Il pallone giocato per ancora Viviano che sfrutta un contrasto qui. Ancora Viviano, forse con un fallo, ma si prosegue per il vantaggio. Ottima l'apertura col contagiri qui dei giocatori del Villabate. Ancora adesso provano con il loro numero 10 che qui guadagna un calcio di punizione molto importante. Tutta l'esperienza qui del numero 10 Salvatore Zora, sicuramente con la suola ci ha deliziato, un controllo molto elegante. Ora la partita si è un po' accesa dopo i ritmi un po' blandi del primo tempo. Stiamo assistendo sicuramente a una partita veramente eccitante, azione da una parte e dall'altra in questo momento, anche perché il Villabate, nonostante il risultato, non intende tirarsi indietro. Questo è un dato da non sottovalutare per i ragazzi della Fincantieri. Devono provare a chiuderla se vogliono passeggiare tranquilli, ma sul risultato di 1-0 ancora è aperto ogni possibile scenario. E qui vedremo adesso proprio calcio di punizione di Pietro Cannia. Sarà lui l'incaricato col suo destro. Vedremo se cercherà una conclusione in porta o possibilmente un cross dentro, cercare qualcuno. Parte un cross dentro, ottimo il colpo di testa da parte di Fontana, qui si spegne al lato e adesso un attimo di pericolo per la Fincantieri. E allora sarà ancora Vincenzo Lo Bianco al rinvio dal fondo, quando siamo quasi all'ora di gioco. C'è subito il rinvio centrale. Ancora una volta adesso la pressione comincia a farsi asfissiante, quella del Villabate, perché il pallone diventa buonissimo per Scurato. Ancora Carmelo Scurato viene chiuso qui, non ha trovato il tempo della conclusione. Ottima la difesa ancora una volta di Giuseppe Fontana, che sicuramente sta veramente facendo sentire la sua voce agli attaccanti della Fincantieri. Sarà proprio Scurato allora. Qui gli è mancato forse il killer instinct. La conclusione, effettivamente poco lucido, magari la corsa non è stata indifferente. Qui occhio perché il cross sul primo palo viene messo fuori benissimo qui. Allora Viviano, rimessa laterale. Qui Viviano prova un pochino a fare un po' il furbo, lanciare questo pallone. Occhio ancora a Rovetto con la sua gittata lunghissima. Ha provato ancora una volta a lanciare un suo compagno. Qui occhio, attenzione, adesso provano una ripartenza i giocatori del Villabate. Ottimo, tutto di prima. Il pallone è giocato ancora dentro a cercare proprio il numero 7 Arrigo, ma Presti Giacomo fa voce grossa, la prende e poi, come se gli avessero sparato, rimane a terra. Cerca di perdere un po' di tempo, ma siamo ancora al 60esimo, è ancora presto per questi giochetti anche mentali che possono sicuramente impastire l'avversario. Qui ancora Mattia Schiavo prova il pallone per D'Alessandro. Ottimo il lavoro di sponda, chiede un tocco di mani ma la tiene, no. Sarà rimessa laterale, si incaricherà proprio D'Alessandro della battuta, rimessa laterale a favore del Cantieri. Un qui pro quo tra arbitro e giocatori. Schiavo chiedeva il calcio di punizione, ma per l'arbitro non c'è assolutamente nulla. La sarà proprio Lo Bianco che oggi è l'incaricato per ogni battuta, che sia con le mani che sia con i piedi. Occhio qua dentro, Viviano di prima!
solo illusione ottica del gol. Sta per fare un euro gol Viviano, senza neanche guardare la porta. Beh, che dire, la sente. Veramente vicinissimo al 2-0 qui la Fincantieri con Marco Viviano. Adesso partita veramente bella, signori. Il pallone è ancora giocato dentro per D'Alessandro, che cerca lo scambio con Schiavo. Ancora D'Alessandro, prova a rimetterla dentro, Scurato, poi la palla termina, è rimessa dal fondo. E allora vediamo come si riorganizzeranno adesso lo schieramento dei ragazzi in maglia gialla. Andrà verosimilmente al rinvio lungo. No, non è giocato. Ottimo qui la verticale, cercare ancora il capitano che qui fa sportellata. Ancora vedo un calcio, forse non volontario. C'è stato Graziano che ha provato, non ha giocato. Rimane a terra, allora D'Ambrogio qui ha preso sicuramente una botta, forse involontaria. Prima quando stava già vabbè, rimesso, sì, quello era giallo. Allora si riprenderà un calcio. La rimessa laterale, nel frattempo Vabbè, buongiorno. sarà un cambio, allora esce sicuramente Graziano, infatti proprio lui a uscire, c'è il posto per Mistretta. Qui il mister ha capito che forse ha rischiato veramente tanto con questo intervento e allora sarà proprio Gabriele Rovetto a rimettere in gioco con la sua lunga gittata. Ancora una volta cercherà forse il suo capitano a sponda. È giallo. L'arbitro ci ripensa e si riparte là con un calcio di punizione. Dai fischiare. Sì, il direttore di gara fischia, il pallone è giocato un po' corto qui. Ok, adesso Scurato che prova a mettere sicuramente pressing offensivo. Allora, fase un po' confusa della partita. D'Alessandro prova a mettere ordine. Qui Scurato ha cercato il velo, poteva benissimo controllare questo pallone, fare molto di più. È entrato forse un po' freddo, non si aspettava questo ingresso così rapido. E qui Mistretta poi fa un po' esperienza magna rimessa dal fondo. Si scalda nel frattempo Cristian Cilio, vedremo se sarà lui l'iniziato numero 1 ad entrare per andare a chiudere questo match, provare perlomeno ad allungare di un'altra rete. Allora il pallone ancora una volta giocato in avanti, ottimo qui il lancio, c'è Mistretta a chiudere poi col tacco, addirittura Tantillo. Occhio ancora, adesso giocato aperto sulla sinistra. Porta di Villabato che adesso prova con una fitta rete di passaggi, guadagna metri. Sicuramente ora un po' più tranquilli, ma non devono sicuramente sedersi sugli allori i ragazzi della Fincantieri, che qui prova ancora Schiavo, riesce a stoppare questo pallone. Cioè, ottima la chiusura e il recupero del giocatore numero 4 del Villabato. Qui Marino ancora a capire perché è uno dei migliori difensori sicuramente del campionato. Qui occhio perché Schiavo non viene deviato, una conclusione improvvisa quella di Mattia Schiavo. Come lui quando sicuramente arrivano questi palloni è sempre occhio, per qui l'arbitro un po' titubante sulla calcio punizione, stava per mandare in porta Scurato, si erano un po' fermati tutti. Diciamo che sicuramente Schiavo, quando arrivano questi palloni alti, queste conclusioni, non si fa pregare due volte per concludere. Allora, intanto entra lo staff medico, sempre dal mister della Fincantieri, che è il primo baluardo a soccorrere qualsiasi giocatore, che sia amico e nemico, ovviamente nemico in campo.
sempre 1-0, 65esimo. Siamo entrati nel vivo del match con una Fincantieri che proverà ancora ora questo calcio di punizione a allungare di un'altra rete. Nel frattempo rifiatano, bevono un po' d'acqua anche i giocatori del Villabate, che stanno veramente facendo una partita di sacrificio, di corsa. Si stanno sforzando veramente questi ragazzi di giocare anche un gioco pulito, palla a terra, molto ordinato, a tratti anche superiori di quelli della Fincantieri. Forse è mancato solo il gol, ma sicuramente un ottimo prestigiacomo e un'ottima difesa. Stanno facendo anche valere la loro voce. Sicuramente quando si ha di fronte gente come Marino Bianco, anche Graziano, che sicuramente sulla fascia è stato forse il migliore nel suo ruolo nei tre difensivi. Non è mai facile per nessuna squadra, per nessun attaccante, prescindere dalla propria qualità tecnica. Quando quei tre si mettono diventa veramente difficile. Anche Mistretta proverà ad entrare. Intanto il cross qui sul calcio di punizione. Allora, deviato dalla barriera, sarà calcio d'angolo, sarà sempre Scafidi. Ancora una volta lui proverà sul calcio d'angolo. Comincia a imbrunirsi un pochino la giornata. Occhio al cross dentro ancora, proprio a cercare Mistretta, che prova a tenerla in campo, non ci riesce. Sarà rimessa in favore del Villabate. Ottimo qui la chiusura iniziale, però riconquista il pallone e poi ancora Marino. Rischia anche di scontrarsi con D'Alessandro e qui Scurato, ancora lui tiene questo pallone, ottimo qui Scurato, che poi colpisce l'arbitro. Sarà palla scondellata. Subito, allora esce molto bene qui. Adesso la Fincantieri prova ancora la giocata, ancora Tantillo che adesso allarga il problema per Scurato. Non c'è fuorigioco, Scurato contro tre, poi non può fare niente. Qui addirittura si impegna nel recupero difensivo e guadagna anche la rimessa laterale. Tanto cuore per questo ragazzo, che sicuramente non avrà impattato al 100% la partita, ma sicuramente difensivamente il sacrificio si vede. Occhio, attenzione, perché ha provato ancora una volta la giocata, ma quindi stretta con tutta l'esperienza. C'è l'ammonizione per D'Ambrogio, il capitano. E allora starà proprio Mistretta a rimettere in gioco. La rimessa laterale, allora battuta lunga, ancora a cercare Viviano, il pallone conteso qui e recupera. Allora grazie del Villabate, qui il pallone è sbagliato, forse è il primo sbagliato dal capitano. Il pallone c'è dentro a cercare proprio il taglio di Schiavo. Ha giocato una palla veramente complicata ma geniale. Se è partito prima Schiavo sicuramente sarebbe trovato solo a tu per tu col portiere. Adesso gioca sul velluto la Fincantieri, tutto a due tocchi. Ancora Viviano, ha cercato la giocata veramente difficile qui, ma sicuramente regala spettacolo adesso la Fincantieri. Qui D'Alessandro, sempre con tutta l'esperienza. Ragazzi, le Fincantieri sicuramente stanno cominciando a elaborare anche
una tattica, diciamo, per mettere il risultato a riposo, però dovranno sicuramente fare i conti con il Villabate, che prova in tutti i modi a ripartire. Ricordiamo sempre che la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento. Qui ottima la chiusura ancora una volta della difesa con le bianche, che poi perde questo pallone, e qui Marino costretto, chiamato in casa per gli straordinari. Prova lui la giocata ancora una volta, cercare Viviano, poi sgambettato, non c'è fallo, cioè non c'è cartellino, scusate, fallo c'è. E qui ora tirato su dal vice capitano Marino, Viviano, che va a prendere posto dentro l'area di rigore. L'arbitro fa segno che si può giocare. Subito nei piedi di Alessandro, che prova la giocata ancora, Schiavo col tacco addirittura a cercare poi un compagno dentro, e poi Marino, che ancora giocato lì dentro, sempre da Scafidi, e sicuramente a centrocampo in questo momento sta facendo valere anche le sue lunghe leve. Qui recupera l'ennesimo pallone, il lancio lungo a cercare proprio Carmelo Scurato, capisce tutto allora il portiere e prova a far ripartire i suoi, e qui sbaglia completamente la visione del passaggio. È stato Rovetto, ha cercato di accelerare. Allora ancora Rovetto sarà lui, sicuramente uno dei più dinamici fin qui della sua squadra. Pallone giocato in avanti, qui lo bianco va da poco allo stile, lancia lungo la palla che diventa quasi interessante per gli attaccanti. Qui Viviano commette un calcio di punizione e prende anche lui giustamente il cartellino giallo, un fallo un po' inutile qui che macchia un pochino questa prestazione fin qui top veramente da parte di Marco Viviano, che con un tiro al volo è andato vicinissimo al 2-0, ricordiamo, proprio subito poco dopo il primo gol da parte di Vermiglio. Allora porta il baricentro un po' più in alto, adesso il Villabate. E qui di testa subito intercettato da Schiavo, che poi prova il cambio gioco, guadagna solamente rimessa laterale. Intanto si è seduto di nuovo in panchina Cilio. Siamo pronti, mi sa, a vederlo, sta per levare la pettorina, anzi è tornato a scaldarsi, accelerato forse la sua corsa di intensità. Verosimilmente sarà Viviano ammonito a lasciare campo ancora una volta al bomber di questa squadra. Vediamo che il bomber numericamente e statisticamente è proprio Giovanni Catanzaro, che ci ha lasciato al 30°, verosimilmente per l'infortunio. E adesso arriva proprio il momento di Cristian Cilio. È proprio Marco Viviano iniziato a cambiare, infatti è lui che si accomoda in panchina. Prestazione veramente sublime da parte di Marco Viviano, che nel primo tempo sicuramente poteva fare molto di più, poco assistito dai compagni, ma in questo secondo tempo determinante, come un pochino tutta anche la squadra, non ha sicuramente nulla da rimproverarsi. Adesso vediamo come si schiererà, prenderà proprio il posto di Viviano a fare lui la punta. Era calcio d'angolo allora in favore della Fincantieri. Vediamo come si difende a zona. Villabate. Allora parte il calcio d'angolo, la conclusione di testa sfiorata ancora da Schiavo. Allora il pallone giocato subito al centro, ma c'è Mistretta che 2 volte riesce, poi Scurato, ancora Mistretta, prova lui, e qui c'è l'ottima parata, il pallone giocato dentro,
c'è stata la parata allora. Adesso riparte ancora una volta il Villabate. Viene chiuso, ora si sta cominciando anche ad alzare un po' di vento. Quindi siamo un po' più rialzati, lo percepiamo forse un po' di più. Qui intanto c'è fuori gioco. Nel frattempo vediamo che è uscito proprio il capitano D'Ambrogio, lasciato spazio al numero 18 Ferrara, preso la fascia di capitano ereditata allora da Rigo, lui che è il vice. Ora il lancio ancora una volta a cercare Cilio, il pallone per Schiavo, ancora lui cerca il pallone largo a cercare D'Alessandro, il cross, un tiro cross con D'Alessandro, poi ancora D'Alessandro, la prova e poi Cilio fa 2-0. Appena entrato è proprio lui, quello che dicevamo, il bomber di questa squadra, l'arma segreta, lui che entra sempre a partita in corso, sempre determinante. Chi lo sa, forse si sono messi d'accordo lui e il mister per questa tipologia di giocata, ma sicuramente Cilio si fa trovare sempre pronto, un giocatore esemplare, un esempio anche per i suoi compagni. E qui l'abbraccio bellissimo col mister che sa le qualità di questo ragazzo, lo fa giocare adesso subito a chiamare testa per i suoi compagni. Ho visto carico nel riscaldamento, è proprio lui a metterla di testa sull'ottimo tiro comunque di Alessandro che si stampa sulla traversa. 2-0, si riparte. Siamo al 73esimo minuto di gioco, 77 scusate. Si riparte 2-0 a favore dei padroni di casa. Nel frattempo aggiorniamo lo score. E allora il pallone è ancora una volta giocato in avanti, proprio a cercare Cristian Cilio, che qui si è un po' addormentato adesso la difesa da parte della Fincantieri. Marino prova lui ancora a fare a portellate, il pallone ancora giocato dentro, sporcato, era proprio oscurato, il pallone dentro a cercare D'Alessandro che qui perde l'attimo. D'Alessandro consegna il pallone subito ai giocatori del Villabate che sicuramente ora partiranno all'arrembaggio. Devono stare attenti perché qua rischiano sicuramente l'imbarcata. Non è una squadra, la Fincantieri, che tende a limitarsi. Qui ottima la chiusura, forse ancora un fallo, ma c'è fuori gioco da parte del capitano, il numero 7, proprio Enrico. Qui va a protestare con l'arbitro, ma non ne vuole sapere questo fuori gioco. E allora andrà proprio al rilancio lungo, proprio Marino cerca il pallone già davanti, occhio che diventa buono ancora una volta per Schiavo, molto bravo qui il portiere Villabate a farsi trovare pronto, a stare sempre un passo più in avanti. E il lancio ancora una volta, cercare il capitano che manda in avanti questo pallone. Marino non si fa pregare qui, rimane a terra poi Marino, crampi per lui. Allora la rimessa laterale, subito diventa un cross. E occhio alla conclusione qui da parte del Villabate, deviata ad Alessandro, poi spazza come meglio può. Occhio ancora Schiavo in pressing su questa spalla sporca ad Alessandro, recupera l'ennesimo pallone della sua partita. Ora prova un timido attacco che però attenzione perché il pallone viene
deviato male la ruleta ancora una volta dei giocatori del Villabate, che qui provano e sprecano una grandissima occasione. Era solo al centro Andrea Ferrara, al centro dell'area, non è stato servito correttamente dai compagni. Sicuramente poteva riaprire il match quando siamo all'80° minuto di gioco. Mancano 10 minuti più recupero, la partita sembra andare in discesa per i ragazzi della Fincantieri, che stanno provando a legittimare il risultato anche quest'oggi. Il pallone diventa buono per Scurato, che però viene chiuso qui, poi commette anche fallo, la spinta. Un po' inutile qui perché il pallone era comunque in rimessa laterale, poteva sicuramente evitare anche questo contrasto. E attenzione perché adesso il pallone è giocato al centro proprio da Vermiglio, è lui che ha aperto le danze per questa partita. Ripetiamo, ottimo qui lo scambio al centro ancora tra i giocatori del Villabate, però quando arrivano contro il muro della difesa, perché poi rimane a terra, c'è tutto fermo, rimane a terra proprio il giocatore del Villabate, subito Crampi è andato ad assistere lo Scafidi. Diciamo che forse il problema più grande del Villabate è quando arrivano sulla tre quarti in quegli ultimi 15 metri circa, 10-15 metri. Non riescono quasi mai a trovare lo spiraglio giusto, complice le maglie veramente strette, quelle di Marino D'Alessandro. Ora, tra l'altro, anche Mistretta, lui fresco, tanta gamba per questo ragazzo. E allora ci concentriamo un attimo. Centro del campo, nel tempo che assistiamo un attimo a un fermo gioco. Ricordiamo sempre il risultato di 2-0, uscito sempre che fa notizia alla mezz'ora, Catanzaro. Sicuramente leader della squadra. Allora vediamo ancora lo staff medico che si sincera con le condizioni di giocatore del Villabate, che dimostra a terra proprio a ridosso dell'area di rigore della Fincantieri. Sono anche compagni attorno, c'è chi comincia a riscaldarsi e c'è anche chi comincia un pochino a fare i conti con la stanchezza, un po' di stretching vario, anche di dissetarsi. Allora ci sarà un copioso recupero sicuramente, perché almeno 3 minuti che il gioco è fermo. Vediamo un pochino adesso come si sistemerà questa sostituzione obbligata adesso. Villabate, vediamo, in questo momento aggancia proprio il primo posto la Fincantieri, aspettando comunque il risultato della Panortus, un percorso che comunque li vede sempre lì. Una partita che sicuramente nel primo tempo molto equilibrata, poi è uscita forse anche l'esperienza del gruppo nel saper gestire il momento, i minuti, perché più tempo passato sullo 0-0 sicuramente la pressione sarebbe aumentata, e questo poteva essere un fattore determinante per il Villabate. Ripetiamo, ora sembra un infortunio più serio del previsto, il gioco fermo almeno da 5 minuti, cerca di capire più o meno cosa è successo. Nel frattempo riscaldamento, si tengono comunque caldi quando comincia a calare il sole dal dopolavoro Fincantieri.
campo che possiamo notare parla dei 1000 contrasti, ormai sta quasi scomparendo anche la linea del centrocampo, proprio per indicare la corsa di questi ragazzi che non hanno mai smesso. Sicuramente un dato alla mano: nelle ultime 3 giornate in casa la Fincantieri è sempre riuscita a fare almeno 2 gol. Vediamo la vittoria per 2-1 contro la Vis Palermo, contro Galeoto. Adesso sembra avvicinarsi sempre di più il traguardo vittoria contro il Villabate, sempre con 2 gol di scarto, o meglio 2 gol realizzati da chi? Il secondo, se non sempre Ciglio, che nel secondo tempo, come contro la Vis Palermo, è entrato e ha rotto gli equilibri. Sicuramente la sua freschezza, giocatore da non sottovalutare mai. Ottima anche la prestazione di Schiavo, che infatti è stato premiato con comunque il ringraziamento dei compagni del mister, tant'è che non è nemmeno uscito, e quindi si riprende. Allora si augurano in bocca al lupo al ragazzo del Villabate per il recupero del loro compagno, che ora è stato costretto alla sostituzione. L'arbitro ha consentito proprio. Ok, adesso la partita potrebbe sembrare un po' più addormentata, visto che siamo stati almeno 6 minuti fermi, ma sicuramente questi ragazzi hanno tanta voglia di giocare, quindi assisteremo a un finale. Qui gamba un po' alta su Scurato, dicevo, assisteremo a un finale sicuramente acceso. Nessuna delle due squadre vuole mollare, né tantomeno il Villabate, che nonostante i 2 gol proverà comunque a dar filo da torcere quelli che sono in questo momento i primi in classifica. E allora il calcio di punizione messo dentro, diventa buono il recupero. Allora il giocatore del Villabate, Marino, mette la tela cinesca pure lui. Provano allora, ora grande qui la chiusura, ma recupera ancora una volta il Villabate, che adesso prova un pallone largo a cercare proprio il suo capitano. Esce Prestigiacomo e ora comincia qui Mistretta. Sicuramente si era perso il suo diretto avversario. Prestigiacomo va a rinvio lungo a cercare proprio Scurato, ancora Schiavo, sicuramente uno dei miei suoi insieme ad Alessandro lì stanno facendo veramente male. Qui proprio D'Alessandro con una giocata incredibile, poi si fa pure male. Forse si è fatto male da solo, non si è capito bene, perché sicuramente crampi. Il ragazzo ha speso tanto, fatto su e giù per tutto il primo e secondo tempo. Ovviamente siamo alla fine, qui il mister chiama proprio i suoi compagni per riscaldarsi, perché probabilmente avremo un cambio. Tanto qui discutono un pochino Tantillo e Mistretta sulle posizioni, ma sempre Marino, che onestamente si comporta quasi come un padre, dicendo loro di non discutere, di stare tranquilli, perché il risultato è a favore loro. E poi soprattutto in questo momento ci può anche stare un errore. Siamo quasi alla fine, ragazzi, hanno speso veramente tanto da ambo le parti. Vediamo che la squadra, appunto, alla Fincantieri sono tutti 2006, mentre qualche 2007 presenta anche nel Villabate. Ma nonostante questo
parliamo di sicuramente un anno di differenza. Ragazzi, si fanno veramente valere, è uno stimolo anche giocare con ogni tanto gente più grande. In questo momento quindi ricordiamo sempre la classifica, aspettando la Panormus, vede la Fincantieri prima, la Panormus seconda. Proverà allora a fare uno scherzetto prima della fine, tanto della pausa natalizia. Vediamo i ragazzi come si organizzeranno per cercare di chiudere l'anno al meglio tra allenamenti e partite. Siamo in un periodo ora pieno di impegni per tutti, ma guai a calare la concentrazione, specialmente in questa fase del campionato. Basta sempre un errore, una partita storta per mandare all'aria molte volte quello che è un percorso che comincia veramente lontano, sin dai primi allenamenti, sin dalla preparazione alla selezione dei ragazzi. Tanto rimane a terra proprio da Alessandro, che sembra non farcela, stremato, e quindi ci sarà molto probabilmente un cambio. Il mister chiama Leonardo Daniele, infatti si leva la pettorina proprio lui, con il numero 14 entra proprio Daniele Leonardo. Qui il settore dei tifosi della Fincantieri, tutti cercare di capire anche come sta Mario Alessandro. Allora si andrà avanti per altri 10 minuti addirittura. Siamo oltre il 90esimo, qui sembra di essere un pochino al mondiale. Adesso si è ripreso il gioco, qui il pallone è giocato col tacco ancora una volta per Schiavo, c'è la parata. Diciamo 10 minuti, ancora un'intera partita, e allora vedremo un pochino. Qui ora prova a addolcire ancora il gioco qui, perché adesso lanciato proprio Cilio su una porzione di gioco che non è solitamente la sua. Lui è più un centravanti, era un po' sulla sinistra, ha cercato il pallone dentro, e allora ancora una volta il pallone giocato dai ragazzi del Villabate molto elegantemente. Qui le uscite, palla a terra. Il problema di questi ragazzi sicuramente è la fase offensiva, ma qui molto bene anche col tacco. Il pallone all'1-2, si continua il cross, è un po' troppo largo, non ci pensa due volte proprio Leonardo, appena entrato, a mandare rimessa laterale. Ma qui grandissima la posizione di gioco e anche il tacco al volo, molto bello. Qui prova ancora una volta, c'è la deviazione di Mistretta, sarà calcio d'angolo. Prova a dare un senso a questo finale. Adesso il Villabate, che sotto i 2 gol è ancora a disposizione un ampio recupero. Ricordiamo che l'arbitro ne ha assegnati 10 minuti, di cui già sicuramente i primi 2 sono anche andati. E qui attenzione al colpo di testa, e c'è la parata proprio sull'angolino da parte di Presti Giacomo, che poi ora va a colloquiare con l'arbitro perché chiede una rimessa dal fondo. Ma qui un pallone sicuramente che sbuca all'ultimo, non si è capito bene chi è andato a colpire. Sicuramente una palla velenosissima quella messa in mezzo dai giocatori del Villabate, che adesso ci riprovano ancora una volta di calcio d'angolo. È proprio Leonardo allora, e il pallone poi diventa buono qui per una rimessa laterale proprio in favore della Fincantieri. Si è acceso in un lampo allora la partita del Villabate, che questo possiamo considerarlo il primo grande vero pericolo del secondo tempo, dopo essere andati vicini al gol nel primo. Ora nella parte conclusiva trovano
un attento Prestigiacomo. E qui adesso provano ancora sull'inerzia della partita, una conclusione potentissima che però si spegne a largo. Il centrocampista del Villabate. E allora si cerca un pallone, rimessa laterale, c'è l'ammonizione proprio per lo bianco per perdita di tempo. Qui la protesta anche del portiere che cerca di spiegare che doveva arrivare il pallone ma non poteva assolutamente andarlo a prendere. E allora si andrà con il rinvio al fondo fischiato proprio dall'arbitro, sarà lo bianco che si è beccato da poco un'ammonizione. E allora ancora Mazzola, è stato lui poco fa a sparare quel missile. Qui Cilio riconquista l'ennesimo pallone della sua partita, comincia a calare un pochino qui anche l'attenzione su questi palloni, si pensa di più alla fase offensiva da parte del Villabate. Qui ottimo ancora l'intercetto, la palla giocata al centro sempre dal Villabate che ha sviluppato tutta la partita sulla fascia. Qui il pallone prova a dare un bacio anche alla telecamera. Allora rimessa in gioco, ottima giocata al centro, ancora una volta i ragazzi del Villabate costruiscono molto bene palla a terra ma non riescono poi negli ultimi metri. Qui costretta addirittura al rinvio sulla pressione di un infinito Mattia Schiavo. Allora sarà proprio Mistretta e si incarica lui della battuta. Allora è giocata ancora una volta, rimessa laterale in favore dei ragazzi del Villabate. Qui Marino ancora una volta a chiudere. Giocata al centro, molto facile qui, giocata quando si è in più uomini, molto spesso a centrocampo il Villabate si crea una fase di superiorità 3 contro 1 e qui attenzione perché il pallone diventa molto interessante ancora, ma c'è sempre un'ottima chiusura, forse con un fallo questa simpatica l'arbitro fischia, con Scafidi a placcare proprio Rampollo. Anzi scusate, Ferrara, è stato lui col pallone tra i piedi. E allora andrà proprio Benedetto Mazzola, vedremo la sua conclusione in porta, vediamo se riuscirà a riaprire proprio negli ultimi minuti questa partita. Parte la conclusione del rasoterra e poi ancora una volta rinviano, prova a scattare ancora da solo, però qui l'attacco ancora una volta un pochino di misura da parte di Tantillo che poi ha cercato un recupero in extremis. Qui rimane a terra Marino sul contrasto di gioco proprio con Ferrara, si sta rialzando. E allora chiamati in causa anche gli attaccanti per venire a difendere. Ottimo qui la giocata, rimessa laterale. Allora si incarica della battuta proprio Vincenzo Lo Bianco. Allora, giocata ancora una volta per Cilio che poi prova per Leonardo, i due subentrati provano a creare qualcosa. Il centro sempre pronto a mordere Mattia Schiavo, che oggi gli è mancato solo il gol, ha fatto una prestazione veramente ottima, da 10 in pagella.
stato lui molte volte a rompere quelle linee di gioco e di pressing. Qui chiedono ancora quanti minuti di recupero ci sono, ma l'arbitro ha fatto segno che si proseguirà ancora per un altro po' per perdita di tempo. Ancora una volta giocato, non c'è niente, qui Schiavo e poi Mistretta di testa. Adesso è un batti e ribatti, un po', si gioca un po' a ping pong. Palla giocata ancora lunga, cercare proprio Schiavo. Occhio Cilio che si inserisce, cerca la giocata alla Cacà, Cilio! La chiude Cilio, 3-0, una giocata fantastica, ha ricordato tantissimo Cacà contro il Manchester United in una famosissima giocata col colpo di testa, ne manda 2 al VAR e poi la chiude, sempre in porta Cilio, doppietta, gol veramente uno più bello dell'altro, il primo di rapina, il secondo molto elaborato, molto di furbizia, sempre Cilio, 3-0. Adesso il passivo è un po' pesante per quanto visto, ma sicuramente questi ragazzi come dire, meritano questo risultato, visto che comunque sono stati tutto il secondo tempo a pressare e a mai arrendersi in ogni contrasto. Vengono ripagati così con un secco 3-0, forse pesante per quanto visto per il Villabate, che però, se possiamo rimproverarlo, non è riuscito a creare tantissimo dal punto di vista offensivo, tantissime belle uscite palla al piede, tantissime giocate rasoterra, ma sicuramente poco attiva nella fase offensiva. Ancora una volta sarà proprio squadra in maglia gialla a riprendere il gioco. Qui sarà calcio d'angolo, ma su questo calcio d'angolo finisce così. La Fincantieri è prima in classifica aspettando il risultato della Panormus. Un saluto da Filippo Costa e vi auguro una buona serata e buone feste. Vi lascio con questo piccolo festeggiamento che sa quasi di vittoria finale, ma sicuramente c'è tanta gioia qui tra i ragazzi.